Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso azzurro, quello rosso azzurro. Una squadra, il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Su Bella Radio TV inizia una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, le 19:11 minuti. Ragazzi, siamo pronti per iniziare oggi in via del tutto eccezionale puntata di martedì. Allora vi aspettiamo come sempre al 388 8292 885, il nostro numerino per tutti i vostri messaggini, quindi scriveteci, mandateci un pochino di salutini, anche semplicemente quello che volete. Io vado a dare il benvenuto proprio a loro. Il trio. Ecco, oggi lo chiamo il trio. Buonasera al mister De Cento, buonasera a Ferdinando Toro, buonasera anche a Luca. Buonasera Mary, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera Mary. Tutto bene? Sì, diciamo di sì. Un po' confusi anche noi. A livello salutare, tutto bene? Sì, tutto a posto. Dolori artrosi? A titolo personale tutto bene. Ecco. A dispiacere ci siamo. Prima di iniziare, scusami se ti interrompo, prima di iniziare volevo dire una cosa che comunque era un discorso che volevo fare già settimana scorsa e purtroppo mi è sfuggito di mente. Colgo l'occasione appunto per porgere un saluto importante a un tifoso, uno che è stato un grande tifoso del Catania, Salvatore Bianchi, detto Turiu Biondo. Con lui ho molti ricordi insieme in curva e tutto il resto. Purtroppo sono venuto a sapere da poco della sua scomparsa e sono molto dispiaciuto perché con lui abbiamo visto tante partite, abbiamo commentato tante partite. Era un tifoso storico del Catania, mi ha raccontato avventure vissute in casa, in trasferta. Io ovunque esso si trova lo saluto. Volevo salutare appunto a Turu Biondo perché tutti lo conoscevano così. Ciao Zutore. E ritornando a noi, parlando di quella che è stata la partita di ieri, Rosario, tu come l'hai vista? Ho visto un gioco molto diverso ovviamente di Toscano, in quanto la squadra nella fase offensiva era molto aggressiva e cercava di andare a pressare subito il portatore di palla o l'impostazione del portiere di dietro. Ho visto una squadra che effettivamente poi stazionava a centrocampo quando si giocava nella metà campo avversaria, quindi una squadra alta con ovviamente ancora delle imprecisioni, ma dovute ovviamente a un cambio. Ragazzi, in 4 giorni la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e noi in Italia siamo 55 milioni di allenatori, tutti capiamo di calcio, tutti sappiamo come impostare. Un colpo siamo allenatori, un colpo siamo politici, e anche i giocatori, perché se giocavo io a quel posto là avrei fatto questo e quell'altro. Però dico, come dice la domanda di Ferdinando, ho visto una squadra diversa schierata a 4 con i 2 mediani che si abbassavano e alzavano gli esterni, Casasola e Donnarumma quasi in contemporanea. Si alternava Guaini e Di Tacchio a fare un po' il classico libero di ricevere palla e portare palla. Quello che un attimino rimango un po' basito è il discorso di velocizzare tutto. Ferdinando, si velocizza poco, c'è per un cambio di gioco, per una verticalizzazione, impieghiamo troppo tempo. Parlo del primo tempo, attenzione, perché nel secondo tempo poi c'è stato palla rubata, palla nel mezzo, verticale su Lunetta, Bruzzaniti quando c'era Bruzzaniti, si è verticalizzato molto di più. Ma quello che ti dà la verticalizzazione, secondo il mio parere, sono 2. Forse era proprio questa la chiave tattica, no? Verticalizzare anche un po' di più, ma questo è quello che si chiedeva anche un po' a Toscano quando era ma perché Toscano non verticalizzava, perché l'altro si buttava palla lunga sulla punta con la speranza che saltasse l'uomo. Ieri è stato tutto diverso, un centrocampo magari accompagnava poco, obiettivamente. Parlo sempre del primo tempo in cui eravamo in crisi. Secondo tempo mi è sembrato come se Viali avesse capito un pochettino qual era il problema che non ci permetteva di velocizzare la manovra, e sembra che magari ha trovato appunto la chiave giusta per poterlo fare, perché secondo tempo, ti dico la verità, a me è piaciuto. Sicuramente, come dici tu,
c'è stato delle fasi di gioco diverse rispetto magari a quelle che erano prima, forse anche perché il Casarano magari era una squadra un po' più lunga, un po' più aperta, ti lasciava giocare. Non lo so se magari è stato dettato anche dal Casarano stesso, però dico, a me non è dispiaciuto. Non possiamo dire buona la prima, perché per dire buona la prima dovevamo forse finalizzare di più, Ferdinando, sì, fare più sì, gol, sì, ecco. sì. Sono Perché d'accordo, occasioni ci sono state e sono state create o per fortuna o per caparbietà o perché si saltava l'uomo. L'occasione gol ci sono state e abbastanza per poterla chiudere la mancata partita. forse un po' più di cattiveria agonistica sotto porta, magari qualche furbizia. Luca, tu cosa ne pensi? Allora, non ha la bacchetta magica, questo già lo sappiamo e lo scriviamo. Primo tempo non mi è piaciuto totalmente. Il secondo tempo sì, si giocava meglio del primo, però secondo me, io non sono addetto ai lavori, mister mi perdoni se io la scavalco, però ti ho detto poco fa, siamo 55 milioni di allenatori, quindi fai parte di quei 55 milioni. Vabbè, oggi voglio essere un allenatore. Però non mi piace, anche questo problema l'avevamo con Toscano, non finalizziamo spesso e volentieri, anche con Toscano. Mi accorgo di questo. Però attenzione, sui cross eravamo 3 in aria, 4 in aria, mentre che prima c'era solo Lunetta quando c'era Lunetta o Forte quando giocava Forte. Non lo dimentichiamo questa situazione. No, quello qua. sì, però se oggi ci mancava, probabilmente ieri è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo guizzo. Ma anche le altre partite a volte l'ultimo passaggio veniva un po' a mancare, non è che non. Ma ieri diciamo, perché le occasioni sono aumentate. Si è sbagliato il cross, il portiere è stato bravo, loro un paio di abbiamo volte. rischiato di più in una cosa dove alla fine non ho trovato differenza, era nelle ripartenze. Quando si ripartiva nessuno accompagnava, solo in un'occasione diciamo in quella fase di lancio lungo dove alla fine ha preso la palla da Ausilio che l'ha messa al centro, poi il gol di Jimenez, ma poi alla fine voglio dire tutto è sfumato per via del fuorigioco. Però in quel caso è capitato anche un'altra volta che nessuno accompagnava. Ferdinando, eravamo sotto, però eravamo sopra di un gol, sai, in una partita in cui tu vinci 1-0. Non rischiare in quel caso, accompagnare con 2 uomini, ti metti 3 contro 3, alla fine puoi rischiare magari di passare in vantaggio, un doppio vantaggio. Cioè, quella è la cosa che non. Perché non sfruttare queste situazioni? Aspetta Ferdinando, poi allora ripartiamo da capo. Dopo un primo tempo bruttino abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, capacità, bravura a fare gol. Poi in qualche maniera, non so perché, mister Viali dopo 10 minuti, anche meno, mi ha rivoluzionato tutta la squadra con 3 cambi che secondo il mio modesto parere è stato prematuro farli. Prematuro perché è uscito fuori Bruzzaniti, Caturano, mi ha messo Allegretto alle spalle di Casasola, non ho capito questo movimento. Piraccini per le spalle di Casasola, e non capisco questo movimento perché la squadra non era né a 4 né a 5 e poi si è lasciato più libertà a Casasola ad andarsi a inserire. Quindi ragazzi, a questo punto se realmente lui su Casasola non può, giocando a 4 non può puntare sulla fase difensiva, ma si schiera un 4-4-2, il classico gioco di 20 anni, 30 anni fa, ma ancora utile, efficace. Ecco, questo è anche molto semplice da quindi diamo tempo magari, perché ragazzi Casasola a 4 è difficile che può giocare, perché uno che gli piace attaccare, offendere, la fase difensiva la cura ma molto meno, meno, e quindi rispetto a Toscano sicuramente molto meno. Lo sai, una domanda secca, giusto, vedendo tu ieri comunque hai visto un cambiamento, e questa è una domanda che faccio anche a Luca. Pensi che Viali possa essere l'uomo giusto per poter cambiare le carte a tavola? Perché già l'abbiamo visto ieri che a livello tattico magari è molto più duttile, l'ha dimostrato, anche se poi non ha portato i frutti sperati. Secondo te è l'uomo giusto? Secca, secondo me sì. Se poi una domanda secca sì, ma ti potrei spiegare tante miliardi di cose, perché come ci ho detto inizialmente, ragazzi, ho visto una squadra finalmente la palla del portiere avversario schierata a centrocampo, non schierata al limite dell'area nostra, quindi una squadra corta. E ribadisco, il primo tempo è entrato in una confusione perché non capiva, come dici tu, chi sale, chi scende, chi piglia palla. Secondo tempo magari avranno discusso molto meglio e parliamo obiettivamente, a sinistra lato Bruzzaneti prima, parlo del secondo tempo, Cicerelli dopo, c'erano delle praterie enormi, bastava sfruttare il passaggio giusto, e tante volte, come hai detto tu poco fa,
si sbagliava l'ultimo passaggio per mandare l'uomo in gol. Ma dico, allora siamo sempre là che ci manca chi gestisce il pallone con i piedi in ma modo- quello non te lo in puoi modo- inventare. Quello non te lo puoi in inventare. modo sano. Luca, sulla domanda che ho fatto poco fa, un tuo parere, così, se per te è l'uomo giusto Allora, da Viali. tifoso dico di sì, però non vorrei che mi odiano tutti, però per adesso dico no. Beh, Non mi è allora, ti piaciuta. dico una cosa che è classica del catanese: qualora ieri Viali avesse portato i 3 punti, tranquillo che oggi tutti quanti erano del No, parere. non mi è piaciuto. Erano tutti quanti del parere, l'uomo giusto, abbiamo fatto bene. È arrivato un pareggio, ma si sa, alla prima, voglio dire, come dicevate poco fa voi, non ha la bacchetta magica, ma è normale. Però ieri ho visto dei movimenti diversi, secondo me lui doveva partire da una base, giocare con un 3-5-2, la difesa lasciava quella che era e magari curare più la parte del centrocampo e i finalizzatori, secondo me. Poi però va bene, perché già io vedo che nell'arco di 5 giorni comunque qualcosa l'ha cambiata, e questo mi dà quella sensazione di uno che comunque ha lavorato, perché per fare questo, Rosario, tu mi insegni che in 5 giorni non riesci mai a vedere la mano dell'allenatore. Ieri qualcosina si è visto. Ora due sono le domande: o Toscano è troppo scolastico, è troppo piatto, che alla fine chiunque gli spiega magari 4 movimenti, 4 situazioni di gioco riesce a far vedere la differenza, o realmente lui è bravo. Questo lo scopriremo solo vivendo. No, raga, fermo. Ogni allenatore ha un modulo di gioco e chi riesce magari a variarlo nell'arco della stessa partita. Questo era, in un certo momento era un 4-3-3, un 4-2-4, perché sull'invio del nostro portiere, ragazzi, avevamo 4 attaccanti schierati, 4 visti in campo, Progianiti, Lunetta e Caturano, e a destra si alzava Casasola tantissimo, a parte Gimenez. Quindi era un 4-2-4, era una variazione di gioco che potesse mettere in difficoltà questo famoso Casarano, che non è una squadra da buttare. Va bene, ci fermiamo e torniamo tra poco. Siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio, salutiamo tutto il Club Malta. Ciao Mario, che voleva salutare a tutti quanti. Ci sono tantissimi Noi cambiamo, Mario. Ci sono tantissimi messaggini, magari li leggiamo dopo, perché abbiamo in collegamento telefonico Nicolò, quindi diamo il buon pomeriggio a Nicolò. Ben arrivato Nicolò. Nicolò, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Mister Ferdinando e Luca, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Nicolò. Nicolò, ci eravamo sentiti prima della partita, noi parlavamo del discorso del cambio allenatore. Dico, va bene, si è presentato Viali, l'abbiamo visto. Un tuo pensiero? Ma c'è un pensiero contrastante, nel senso che ieri sera un Nicolò molto arrabbiato, fondamentalmente parlava l'animo da tifoso, l'animo che comunque vuole consolidare il secondo posto per mettere piena testa poi a quelli che saranno i playoff, quindi dove l'allenatore potrà lavorare con più calma. Dall'altra parte, un po' per il mio passato nel calcio, posso dire che non sono ancora soddisfatto, non tanto perché sono solo 5 allenamenti, ma tanto perché ho visto ancora delle mancanze. Giustamente tutto addirittura d'arrivo, però sì, devo dire che ieri bisognava fare i 3 punti piuttosto che il bel gioco o i 1000 tentativi, ecco. No, Nicolò, allora torniamo al discorso, scusami, ti interrompo, sono dicendo ciao. Torniamo al discorso precedente di Toscano, e allora mi interessa fare 3 punti, non mi interessa il gioco, ma tu mi insegni che alla lunga, quando tu non giochi a calcio, i 3 punti non ti vengono più. Quindi lui ha cercato di dare un'impostazione diversa. Non è facile con 4-5 allenamenti, ma assolutamente no. Quindi qualcosa si è vista, però io non mi sarei mai aspettato un trionfo di 3-0, 4-0, delle giocate meravigliose. Assolutamente no. Diciamo che c'è stata non la prestazione, però un cambiamento in alcuni frangenti della mentalità, gara. Ma la mentalità no, perché l'avevano anche prima la mentalità di voler vincere, di attaccare, malissimo, però avevano la mentalità da vincente, anche precedente. Oggi probabilmente è un cambio totale, ragazzi, è un cambio totale, e ribadisco, chi ha giocato in una certa maniera e deve cambiare in 4 giorni non è facile. Ecco perché dico, Nicolò, una cosa, no, il bel gioco non me lo sarei aspettato assolutamente, perché in 4 giorni, come dicevamo, non si ha la bacchetta magica.
ma infatti mister nessuno parlava che si voleva il calcio fluido nelle manovre e tutto, però quello che sto dicendo, se l'analizziamo da due aspetti, dal primo al secondo tempo, primo tempo abbiamo trovato una formazione abbastanza spregiudicata, perché come hai detto anche tu prima, tra Casasola e Donnarumma, che sono stati in piena difficoltà e con tantissimo spazio al centrocampo, si sono presi comunque delle ripartenze, dove le ripartenze del Catania non è che sono state concretizzate o fondamentalmente sono arrivati con una trama, sono arrivati perché hai affrontato il Casarano, che con tutto rispetto è nono in classifica. Il secondo tempo, ti chiedo, se non si sbloccava per una casualità e tu poi hai lo stesso problema che non trovi la rete, la partita la perdi, perché se vediamo come ha subito il gol il Catania con Casasola che non copre, il posizionamento di Dini, qui abbiamo anche un discorso tecnico e fisico, quindi nessuno sta criticando l'allenatore o i ragazzi che hanno dato tutto, però fondamentalmente, ok, la partita di ieri doveva portare i 3 punti, poi come dici tu ci sarà tempo e modo per lavorare, per capire, come hai detto tu giustamente, la mentalità c'è sempre stata, però se mi dici che ieri il Catania nel secondo tempo poteva chiuderla, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con tutti voi, ma le azioni sono nate fondamentalmente da un Casarano che provava a sbilanciarsi e il Catania in mezzo delle praterie ripartiva. Ecco, sì, perfetto. Ma è anche vero che credo che l'allenatore loro abbia sfruttato, perché anche in certi momenti nel secondo tempo, dopo l'1-0 per il Catania, questo ha schierato quasi 4 punti in qualche maniera, spesso e volentieri erano 4 in fase offensiva. Quindi diciamo che hai detto bene, bisognava finalizzare con più precisione e decisione sotto porta, perché qualche occasione fra cross, fra calcio d'angolo e punizione si è creata. Quindi poi ecco, sì, se parlava oggi si parlava di vittoria ed è una prestazione diversa di quella di Toscano, ed è quello che noi effettivamente ci aspettavamo, una vittoria, prestazione diversa, nel senso la squadra schierata diversamente in campo con qualche attaccante in più, ma che effettivamente però poteva finalizzare meglio e doveva finalizzare meglio. Assolutamente, anche perché tu sai che nei playoff l'errore tecnico, l'errore di posizionamento sotto porta lo vai a pagare, perché non hai più 38 partite davanti. Io quello ti chiedo invece, sai cos'è Nicolò, scusa, hai visto la gara penso ieri? Sì, assolutamente. Io non ho capito, infatti ne ho parlato qua con Ferdinando, con Luca, io non ho capito poi dopo il gol dell'1-0, diciamo un po' va a tirarsi fuori a Caturano, a Bruzzaniti e era l'altro Quaini, mi pare che abbiamo tirato fuori 3 giocatori che ancora era, secondo mio parere, troppo presto tirarli fuori e far entrare poi a Piraccini, però come si suol dire, sovrapponendolo o retrocedendolo a posto di Casasola. Ecco, questa è la confusione che, a prescindere dal ragazzo che ha fatto l'errore, Piraccino sul rinvio fatto sbilenco a centrocampo e abbiamo preso il gol, che non ho capito questa diciamo un po' accavallamento di ruolo, ecco. Secondo me allora lui ha tanti giocatori e figurina doppi, nel senso che come abbiamo sempre detto mancava il player e mancava l'attaccante da 15-16 gol fondamentalmente. Sul discorso dei cambi sono d'accordo con te, quantomeno di non farne 3 tutti in una volta. C'è da dire che però Quaini era munito, molta provocazione che l'ha creata anche comunque Chiricò, perché ieri per un primo tempo abbondante, anche qualcosa di più, è stato praticamente intenibile, ha guadagnato tantissimi gialli. La prestazione di Caturano molto sottotono, perché comunque non ha fatto salire la squadra, non ha avuto molto posizionamento, quindi abbiamo sempre anche il problema di servire la punta. Su Pieraccini, mister, credo che lui voleva andare un po' a specchio, perché come hai detto tu, attaccando a 4 non voleva ritrovarsi in inferiorità numerica. Io non lo avrei sicuramente tolto, c'è da dire che una volta che lui ha spostato Gimenez più vicino a Caturano, anche qualche inserimento, come ha detto Fernando, quindi con D'Ausilio che ha crossato, si è visto. Quindi sui campi probabilmente non ne avevano più. Detto ciò, non avrei sicuramente quantomeno tolto Caturano, ma l'avrei lasciato, perché in quel momento lì si poteva far salire la squadra, si poteva far portare via l'uomo. O perlomeno cambiarlo con un altrettanto attaccante di ruolo vero e proprio, che non ce l'hai, che sarebbe stato forte. Non ce l'hai attualmente, sarebbe stato forte, però ti dico, se tu vedi il primo tempo, ecco dove io mi punto, che l'analisi a livello tecnico-tattico, Gimenez era anche tanto più a destra e si accentrava, quando lui doveva in verità partire dal centro.
Quando poi il secondo tempo l'ha avvicinato si sono visti sicuramente qualcosa di interessante. Purtroppo oggi Caturano, mister, ma tu lo insegni, non può farsi reparto ancora da solo, perché devono collaudarsi, perché deve comunque capire i tempi di gioco. A lui gli mancano, non è colpa del ragazzo, probabilmente però scusami Nicolò, è anche vero che tu mi dici mancano attaccando dei 16 gol, ma l'abbiamo in Caturano, ragazzi, l'abbiamo in Caturano. Ora spero che questo Vialli lo sfrutti meglio negli ultimi 16 metri, 20 metri, poi lascio lo spazio a Ferdinando e a Luca, se no parlo solo io. No, certo, mister, l'attaccante, il nome sulla maglia, ha anche più di 16 gol, l'esperienza ce l'ha, ma anche l'emozione che mette. Mi ricordo quel gol che ha fatto in trasferta di quasi mezza sforbiciata, quasi si è commosso, quindi il ragazzo c'è, il ragazzo è sul pezzo, il ragazzo ha voluto Catania più di qualsiasi altra cosa, è arrivato anche troppo tardi in città fondamentalmente. Però oggi, mister, se devo scegliere per l'annata, per tutto, mi metto da parte Forte. Forte è dubbio. Per quello che sta dando sicuramente è Forte, è più indicato, sperando che rientri subito e faccia perlomeno un doppione in fase offensiva. Sì, anche se ieri, per esempio, per come si era messa la gara, io avrei visto più un Rolfini, anche se purtroppo è infortunato, ma Rolfini secondo me accanto a Caturano, se giochi con le due punte, sarebbe stato secondo me ideale. Sì, perché già è una punta un po' più mobile, più brevilineo, magari ti salta l'uomo, ti serve, ti fa l'assist se si trova sotto porta, magari al guizzo. Aspetta, fermo un attimo, io vorrei capire come caspita vuole giocare lui, ragazzi. Se io non capisco come questo gioca, tu che mi dici tu, Rolfini, Caturano, se non capiamo come lui vuole giocare. Ho detto, se deve giocare con le due punte avrei preferito. Ma con le due punte significa sempre un 4-4-2 o un 3-5-2. Ma ieri non si è schierato così. Il punto è capire realmente Vialli come intende giocare. Oggi ho una settimana in più, scusa, io ti ho bloccato. Ha una settimana in più per decidere come giocare. Ma ragazzi, questo deve capirlo anche lui come vuole giocare, se no non si capisce più nulla. Infatti io, se torniamo al discorso precedente, perché ho detto che sarebbe stato giusto secondo me giocare col 3-5-2, per comunque lasciare la linea difensiva, quella che fino ad oggi ci ha dato delle garanzie. Questo era il mio discorso. Secondo me lì è stato magari l'errore nel cercare di cambiare qualcosa in difesa. Secondo me un po' si è incartato, e questo è l'errore che secondo me poi ieri porta magari a soffrire per lunghi tratti il primo tempo, dove alla fine abbiamo regalato 3-4 occasioni al Casarano. Questo è il punto di domanda mio, che per carità è condivisibile o no. No, ma è bello del calcio, Ferdinando, mister, proprio questo, anche Luca, è proprio che ognuno di noi gli piacerebbe vedere ciò che è in testa. Io quello che ho in testa purtroppo è che non vedo la squadra da vicino, non vedo gli allenamenti, quindi non so anche le condizioni. No, ma nemmeno noi li vediamo, Nicolò, perché non si può assistere agli allenamenti. Una volta ogni tanto te li fanno vedere. Ah, ok, perfetto. L'unica cosa che comunque ritengo è che dal mio punto di vista vai a giocare con Donnarumma e Casasola, che non sono terzini puri, e in più giochi davanti con Gimenez, Bruzzaniti e Caturano, quindi fondamentalmente hai un comparto veramente molto molto offensivo, più lunetta, e lì se non sei collaudato puoi rischiare l'imbarcata, perché abbiamo trovato, vi ripeto, il Casarano che è una buonissima squadra, però non puoi permetterti di avere dei tempi, anzi o non avere dei tempi di gioco, perché comunque la manovra non è fluida, e rischi veramente delle ripartenze dove se prendi gol e non la recuperi, come purtroppo il Catania una volta sola è riuscita nella stagione a recuperarla e poi andare in vantaggio, ti trovi a perdere la partita. Allora il campionato la recuperi anche se mancano poche partite. Quello che mi preoccupa oggi è i playoff, però la mia testa mi dice si avrà più tempo per lavorare, ma per avere più tempo bisogna blindare il secondo posto. Allora lì puoi lavorare sereno, però tra i media, tra le pressioni che ci sono, se Catania non riesce subito a blindare il secondo posto, rischiamo di dover trovare una confusione, come dice il mister, come ci presenteremo a 3, a 4, a 5, quindi questo è quello che mi fa pensare. Diciamo che tu in un certo senso dici devi cercare di mettere più fieno in cascina, poi magari con determinate situazioni ci pensa dopo, quando poi c'è quella pausa nei playoff, blindando il secondo posto naturalmente. Ma assolutamente, perché arrivi da secondo, hai l'opportunità di poter studiare gli avversari,
fai comunque riposare chi ha dato di più nell'arco della stagione, puoi recuperare gli infortunati e lì hai modo di poter concentrarti su quelle 6 partite che ci sono e dire va bene ragazzi, dobbiamo vincerlo, non possiamo vincerlo, perché noi lo dobbiamo vincere, abbiamo tutti i mezzi, poi lasciamo stare quello che ci manca, abbiamo detto un player, purtroppo il player non lo porta Vialli, non lo porta Toscano, non c'è e non ci sarà per quest'anno, però per uscire da questa categoria bisogna correre, quindi paradossalmente una partita di ieri in Serie B, la partita che ha fatto il Catania l'avrebbe fatta sicuramente molto bello, ma la Serie C è un campionato più sporco e non voglio trovare alibi di arbitri, ho sentito anche gli arbitri, purtroppo la Serie C è questa anche a livello di arbitri. Sono scadenti Nicolò, non è contro il Catania, ma sono scadenti proprio. Nicolò, una domanda ve la faccio così al volo a tutte e tre, poi ci salutiamo perché purtroppo abbiamo anche un'altra telefonata. Un voto all'arbitro. Guarda, ti do un 5 per la fiducia. Per la fiducia, Luca, tu? 5 per la fiducia anch'io, perché è scadente anche a livello col Casarano. Ma diciamo che è stato un arbitro, secondo il mio parere, a due facce. Un primo tempo diciamo un po' fischiava dei falli contro il Catania inutilmente, il secondo tempo invece ha lasciato giocare di più, quindi ha alternato anche lui un primo tempo molto attenzionato. Secondo me non ha capito appunto le provocazioni di Chiricò e anche lui è stato coinvolto un pochettino da tutte queste situazioni. Nicolò, io ti ringrazio, ti saluto qui a nome di tutti, ci sentiamo presto ed è sempre un piacere averti qui insieme a noi. Anche per me una buona serata e complimenti ancora sempre per la trasmissione. Un saluto a tutti, ciao mister. Grazie, ciao, buona serata, grazie. Nicolò. Ciao Nicolò. Ciao. Ringraziamo Nicolò per questo intervento telefonico, ragazzi, vi devo bloccare come sempre perché c'è l'ultima pausa e si ritorna tra pochissimo. Ritornati per l'ultima parte di Sotto il cielo rosso-azzurro, rieccoci nuovamente qui, ultima parte come stavamo dicendo, allora. Sì, Mary, io direi di andare a vedere innanzitutto i risultati e la classifica. Certo, vuoi prima la classifica e poi i risultati o prima prima i risultati e poi la classifica. Ok, mettiamo subito i risultati così andiamo un po' a vedere quello che è successo in quest'ultima giornata. Iniziamo subito, aspettate che io da qui ragazzi, Atalanta Casertana 0-2, Cavese Foggia 0-0, Audace Cerignola Giuliano 1-0, Cosenza Latina 3-1, Siracusa Picerno 2-1, Sorrento Crotone 2-2, Trapani Potenza 2-1, Catania Casarano 1-1, Monopoli Benevento 2-1, Salernitana Team Altamura 2-1. Questi sono i risultati. Dice, cosa ti colpisce? Però... Cosa mi colpisce? Siracusa che ha vinto ancora un'altra partita, ha vinto anche il Trapani sotto, secondo me sta diventando più appassionante. Purtroppo sono della troppo parte alta della Ma classifica. stanno staccando il Foggia di tanto? No, però, sì, però... Michele Rossetti quest'ora sarà... Ma ragazzi, Siracusa... Ma lui già aveva detto che comunque il Foggia sta preparando per l'anno prossimo e difatti dico, è anche vero che Siracusa e Trapani sono un po' staccate, la classifica si può avere per piacere. Certo, la mettiamo subito. Dico, perché sono un po' staccate anche loro, dai ragazzi, sono 27, sono 4 punti, non è facile recuperare 4 punti da Giuliano, che fra i quali ancora è play-out anche lui. Che Dico. poi fra altre cose sta settimana si doveva discutere appunto per questa fantomatica bomba che dovrebbe portare all'esclusione del Trapani e del Siracusa. Io ci credo ben poco, ma guarda, non me ne frega più di tanto, perché comunque per me ormai il campionato... Ferdinando e Luca, posso fare una domanda secca, sì. Veramente secca? Se Catania andava a vincere ieri, secondo voi non c'era una forma di illusione? 67 con 76? A Catania sì. Non ci si illudeva tutti quanti che a 9 punti soprattutto poteva riuscire ancora. Dai, non credo, perché comunque ora voglio dire, questa settimana Benevento avrà un'altra partita difficile, ma più passano le giornate più si accorciano le possibilità. Dico, ma io ti sto discutendo da tifoso, cosa saresti bene il tuo pensiero? Ieri l'ho sentito in tribuna. Il Benevento sta perdendo, cosa sta vincendo? L'unica cosa che io posso dire è che qualora doveva succedere una cosa del genere, se il Benevento, giustamente perdendo, il Catania vincendo, si accorciava 3 punti, sì, ma solo con l'esclusione di queste 2 squadre il Catania poteva avere la possibilità di accorciare sul Benevento. Ma sempre in quel caso dovevamo stare attenti alla Salernitana, perché si sarebbe avvicinata di 2 punti. Perciò dico, ormai secondo me quello che il campionato già ha dato. C'è chi dice che domani arriveranno altri
3 punti di penalizzazione per Trapani e Siracusa. Ma 3 punti può fare soltanto i play-out, farà i play-out sicuramente. Ma non c'è la fatica. regola che se fa un punteggio dal 10 punti, credo. 10 punti. 10 punti, credo, quindi non Ma sia comunque queste devi considerare condizioni. dal Giuliano che ha 31 punti e il Picerno che ne ha 32. Non abbiamo la Play-out, classifica, non play-out si abbiamo gli scontri la settimana prossima per vedere il Catania e il Catania dove gioca il Bene e la fa. Catania Salernitana. andrà ad Altamura. a Latina. Al Latina, A scusa. Latina, perdono. Quindi la Salernitana. La Salernitana, il Benevento va a Cosenza. A Cosenza, sì. Lasciamolo stare il Benevento. Mi Noi- ha chiesto chi deve. No, il riferimento era che il Benevento non c'è, dobbiamo guardare quelle 3 squadre, 3-4 squadre. La fino a- Salernitana giocherà con qualcuno, però ci sta sfuggendo. Vabbè, a memoria d'uomo, giustamente è normale che non possiamo ricordare, anche perché anche noi siamo presi dalla fase di confusione. allora torniamo Vedi, perché a non noi. andiamo a leggere qualche messaggio, così magari rispondiamo a chi c'è scritto e non Certo. li emarginiamo, ecco. Sì, andiamoli a riprendere tutti. Allora, aspettate un attimo. Mister, secondo me lui gioca con il 4-3-2-1 che in fase di finalizzazione è 4-3-3. Quando prima parlavate... Ha dato la sentenza, quindi No, ha detto vedevo. secondo me, ha dato un pensiero. Difatti, io dico, dico, ieri è stata una variazione continua, ragazzi, è stata una variazione continua fin quando lui troverà un sistema, credo, perché le idee ce le ha abbastanza chiare. Attenzione, e i giocatori entrano in quest'ottica, Ferdinando, i giocatori devono entrare nell'ottica, è cambiato l'allenatore, è cambiata la gestione, il gestore di questi ragazzi è cambiato, e quindi che tutti si mettano a disposizione dell'allenatore. E mi permette il Casasola in primis, ragazzi, perché Casasola ha sensazioni di arrabbiarsi, di incavorarsi, non ci arriva la palla, alza le mani perché vuole dimostrare che magari è solo, e quindi no. A Casasola deve dare il primo che deve dare l'esempio e mettersi a disposizione, Ma lui come è ha fatto sempre Di stato Tacchio così. ieri, attenzione, Di Tacchio è Io da stato... quello che ho visto, Rosario, lui è stato sempre così, non so se Luca... No, ma anche con ogni tanto vedevo l'anno scorso qualche partita alla Ternana e vedevo che lui era. alla Ternana ha giocato, diciamo, poco rispetto a quando ha giocato qui a Catania. Però quel poco che giocava. Dico, si arrabbiava quando non c'era la palla e quando magari finalizzava poco. Però è anche vero un'altra cosa, ragazzi, e questo lasciatemelo passare, è uno dei pochi che riesce a fare le due fasi bene, ma bene veramente. Anche se Sì. la fase difensiva è un po'... Però è un po' anche meno. vero, sulla fase di recupero, su quelle scivolate che fa, è vero, toglie questo la sì. palla, è un piacere. Aveva quell'erba che è la fine del mondo. Quindi ha le due fasi. Allora, però- sulle scivolate Casasola, ragazzi, è chirurgico, perché Bravo. tutte le scivolate che ne fa 2-3 a partita e le fa in ogni partita. non viene fischiato non un fa mai fallo, non viene è fischiato. una cosa assurda. Ne Meri, continua, scusami, abbiamo interrotto. Stiamo facendo troppe polemiche. La prima partita è stata fatta, l'allenatore è nuovo, ancora dobbiamo dare un po' di tempo. Pochissimi allenamenti di Viali, queste settimane serviranno in ottica playoff. Poi c'è questo allenatore, deve capire come la squadra dopo un paio di partite. A chi ha fatto l'allenatore e capisce di calcio sa che è così, non si può giudicare ora alla fine. Non si può giudicare ora, alla fine si giudica. Allora aspetta, perché non ci sono virgole. Non si può giudicare adesso, si giudica alla fine. Tutti uniti, tifosi, Forza Ma Catania. scusami, l'abbiamo detto, se non sbaglio, tutti Sì, quanti, sì. tutti siamo ad aspettare perché i poi cambiamenti da e chiarire- la conoscenza dei giocatori. La conoscenza dei Da giocatori. chiarire un punto importante, e questo ci tengo a precisarlo, perché purtroppo, vedi, a Catania poi ci sono sempre due correnti di pensiero. C'è la corrente di pensiero che alla fine era per Toscano e per chi non toscano, ma voglio dire, dividersi in due situazioni dove noi poi fondamentalmente non ne abbiamo colpa, no? Perché le decisioni le prende la società. Il tifoso non si deve dividere fra le due opinioni o fra le simpatie e le antipatie che ci possono essere fra un allenatore o piuttosto che un altro, perché questo che sia chiaro, perché purtroppo vedo che in queste settimane, anche attraverso i social, ho visto gente che si è espressa positivamente sulle parole che sono state le parole di Viali, no? Per come si è presentato, per come si è posto alla stampa, per come ha affrontato chi gli faceva determinate domande tattiche. Chi era pro toscano alla fine ha detto no, a me mi è piaciuto, dopo il pareggio non mi è piaciuto. Cioè, dico, stiamo un pochettino, perché la prima partita, e Saro tu mi insegni questo, che alla fine non si può giudicare, lo sai Assolutamente anche no. tu, giustificando, ma non giustificando
l'operato dell'allenatore, ma stiamo giustificando il fatto che in poche giornate non puoi dare un'impronta. Comunque sia, volevo dire, appunto, precisare che il cambio di allenatore non è che lo sceglie la piazza. Noi tifosi dobbiamo rimanere tutti uniti, perché quello che importa a noi è il colore della maglia, la maglia del Catania. Poi tutto il resto non ha senso, perché le decisioni li prende la società. Luca, io avrei tante cose da rispondere a Ferdinando, ma lascio un po' di spazio, perché effettivamente le decisioni prende la società, però ora vi chiudo i microfoni e leggo tutti i messaggi del rullo, perché non mi faccio rimproverare. Fateglieli leggere i messaggi, direi di sì. Allora, aspettate che vi leggo. Bella partita, peccato per le occasioni perse come sempre. Buonasera a tutti. Jimenez può fare la differenza tra le linee? Si devono sbloccare mentalmente, perché ancora sono bloccati. Poi per quanto riguarda le partite, Benevento, Cosenza, Potenza, Salernitana, Potenza, teniamoci il secondo posto abbastanza stretto e stop. Penso che ai playoff faremo del bene. Domani arriveranno 3 punti di penalizzazione per Trapani e Siracusa. Questo scusa, ma se per playoff faremo del bene, mi dispiace sicuramente. Io speriamo che facciamo del male. Playoff, perché se facciamo, no, loro intendono faremo del bene. L'ho capito. Faremo bene, sicuramente. Non beneficenza, appunto, se facciamo del male mi preoccupa, se facciamo del bene mi preoccupa. Luca, cosa stavi dicendo? Sei stato interrotto poco fa, sei stato censurato. Scusate, perché mi hanno rimproverata, perché io capisco, però anche qui vedo le scritto. Ma continua, dai, poi la dico dopo. L'hai censurato? No, ora adotto questa tecnica nuova. Ho paura, da oggi in poi ho paura. No, dicevo sì, purtroppo noi siamo facili a Catania a criticare, criticavamo Toscano, gliene abbiamo detti tutti i colori. I social sono la cosa più brutta che esiste al mondo, perché quello che usciva nei social sopra Toscano era indescrivibile. Ieri altrettanto sopravviali sopra il pareggio, perché sopra il pareggio di che lo elogiavano, no, una conferenza stampa bellissima, poi dopo il pareggio in tribuna sentivo cose. Prima come assegni Abruzzaniti, il Benevento sta perdendo, noi stiamo vincendo. Quello stesso che poco fa mi diceva quella cosa, no, non è cosa, non è però cosa. Ragazzi, torniamo alla discorso iniziale. Quando tu mi vai a giocare a Catania non c'è solo un aumento di stipendio, c'è una critica diversa che possa essere a Picerno o a Altamura, in cui non ti esce manco la pagina del giornale. Qua ti esce sulla Gazzetta dello Sport, sul Tutto Sport, solo quelle dello Sport, sulla Sicilia tutti i giorni quindi tu, volendo o nolente, sei là sul pezzo e ti permetti di fare una critica sui social, perché è l'unico posto dove vuoi rispondere sui social. Ormai siamo tutti social dipendenti. No, ma no, se vai a giocare in questi paesini, ragazzi, dopo il lunedì di partita, dove non se ne parla più del calcio, qua la gente realmente antepone il calcio alla famiglia. Ecco perché la pressione è diversa, ecco perché la critica a Toscana è diversa, la critica alla società. Ma non lo mette in dubbio, però la parola giusta è: non ha la bacchetta magica. Ognuno è padrone di fare la propria valutazione, il proprio giudizio sopra la partita. Come l'ho detto io, ho detto a me non mi è piaciuto. Spero che vada a migliorare. Ma il mio riferimento non era a te, Luca, assolutamente, era il discorso che diciamo che Ferdinando ha detto che è stato attaccato Toscano, è stato attaccato Viale, era attaccato ma ragazzi, stiamo parlando di una città in cui vive di calcio. Catania vive di calcio. Toscano era attaccato anche quando eravamo primi col Benevento, no? Ricordiamoci del non gioco, ma il primo era del non gioco. Ma alla lunga ho avuto ragione io, perché la corda si è rotta. Tu puoi vincere una partita, 2 partite, ma il gioco inesistente. Posso dire che io sono stato appunto lungimirante, perché mi posso non vantare, perché alla fine per me non è un vanto, ma aver avuto l'opportunità di dirglielo di faccia, che gli ho detto di cambiare qualcosa, eravamo primi, gli ho detto ho paura che stiamo diventando troppo prevedibili, ed era questo, che alla fine giocavamo sempre allo stesso modo, non c'era mai un cambiamento, si cambiava solo uomo per uomo, sistemi di gioco che erano uguali, ma attenzione, lui così ha costruito le sue fortune e qui non è stato capace di farlo. Non tutte le ciambelle riescono col buco. È stato anche esonerato tante volte, perché anche per questi motivi, quindi noi chiediamo sempre, ha vinto 5 campionati, ma quante volte è stato esonerato perché non ha raggiunto l'obiettivo? E più e meno. Come ho sempre detto, secondo me Toscano, 5 campionati vinti, non aveva mai avuto un piano B sopra il gioco, era sempre prevedibile, sempre quel gioco, sempre quelli cambi. Ma anche perché
scusami, infatti ci accavalliamo, ma mi fa piacere, così diciamo, la discussione si fa abbastanza calda. È anche vero, ragazzi, e io analizzo tutti i gironi A, B e C. Abbiamo uno squadrone per questa categoria e per questi gironi. E io penso, il mio pensiero è, andando ai playoff vinciamo a man basse, ma se si entra nell'idea di questo allenatore. Consideriamo anche che l'allenatore avrà anche a disposizione, sperando che blindiamo il secondo posto, avrà 20 giorni di un pre-ritiro. Un Di Gennaro che rientra, spero. Di Gennaro un no, Forte che rientra. Di Gennaro no. Cicerelli ieri quei 10 minuti l'ho visto molto in palla, con un gioco diverso in confronto che faceva con Toscano. Cioè tanto in palla no, ma quei 10 minuti quel giro al tiro l'ha fatto. Ieri secondo me dopo quella scivolata l'ho avvisato quello secondo me si è messo paura, perché ragazzi nella testa di un giocatore è proprio quella che frega a volte, quando tu entri in quel, come ti posso dire, in quel coso dove tu hai paura di giocare perché vieni da un infortunio, è bruttissimo, perché non ti dà la possibilità di esprimerti come tu ti esprimi quando magari hai sei in piena la prova del fisica. 9, Fernando si è messo in piedi, già è pronto per giocare domenica. Sì, la casualità, se dovrebbe giocare giocherebbe con Latina la prossima settimana, la casualità. No, comunque posso dire una cosa, hanno tutti quanti lo stesso pensiero, il tempo non è tanto, dobbiamo dare il tempo di far amalgamare la squadra con quello che è il nuovo allenatore. Tutti quanti comunque stanno scrivendo, comunque condividendo questo pensiero. E poi c'era anche un altro messaggino che diceva 14 anni di C, stiamo facendo la muffa, sono stanco, è anche giusto dare voce a chi ha questo pensiero. Ieri ottima partita, si farà sicuramente del bene, la responsabilità ce l'ha l'allenatore e la società Toscano, giusto per ecco, facciamo un saluto a Gino Paoli che oggi purtroppo è andato via. Bellissimo pensiero, eravamo 4 amici al bar, un bacione. Esatto. Ma di fatto noi siamo 4 amici di chiacchierare. Bar, sì. Ora siamo rimasti in 3 però. No, fermo restando che andiamo ad analizzare la gara dal nostro punto di vista, e naturalmente fa piacere sentire anche i tifosi il loro pensiero. Detto questo, c'è ragazzi, un'altra domanda. Secondo voi è possibile che ieri abbiamo pagato i postumi di Toscano? Sì. No, senza sì, sicuro. Uno, perché c'è stato secondo me un malcontento della squadra, ragazzi. Io venivo da situazioni analoghe. Io ho visto una volta, sono subentrato una squadra in eccellenza, loro manco mi avevano visto, allora parlavano tra di loro. Hai visto, per colpa tua, perché abbiamo giocato male, perché tu questo, e hanno esonerato l'allenatore. Non è giusto. Io ascoltavo da fuori questo pensiero, è un pensiero ovviamente in categorie professionistiche non si fa così, ma c'è un po' di come si suol dire, di amarezza, perché tu non mi hai fatto il gol, allora tu non mi hai salvato il gol, allora c'è un po' di amarezza, cioè, se non facevamo questo Toscano era qua con noi. Quindi diamo tempo a Viale entrare anche nella testa dei giocatori, alla società di convincere a questi giocatori che questo è l'allenatore per il futuro. Ragazzi, a me il cambio nell'arco della stessa partita, io ho fatto una premessa settimana scorsa a un Milan-Torino, in cui è partito un 3-5-2, poi ha messo 4-2-4, poi è andato a 4-3-3. Cioè, questi sono gli allenatori che variano in base anche ai cambi che hanno dentro, in base anche all'avversario, bravissimo. E difatti io stavo completando dicendo io a casa ho 4 attaccanti, li devo sfruttare. In che maniera? Mi metto a 4-2-4, benissimo, ho solo una punta e allora mi gioco con 4-2-3-1, cioè sfruttare gli elementi che c'è a disposizione. Questo è. Io ancora però ribadisco, scusatemi, ma questo fatemela dire e poi magari non parlo più. Signor Miceli, svegliati, anche ieri hai fatto un altro liscio e stavi rischiando pronto e via di farmi subire un gol. E non è la prima volta che Miceli si presenta così in campo. Uno ogni partita, però da noi ti può andare sempre bene. E lo so. Ecco, allora è un attimino che sia più in partita anche durante la preparazione. Forse qualche mancanza di concentrazione, deve essere magari un po' più concentrato, più sul pezzo, perché secondo me è come quello che prima ha bisogno di una sverla per svegliarsi. Sì, Fernando, però non è così, ragazzi. Lo so, perché certe volte poi la sverla tu gliela fai la paghi, e così come l'ha pagata Toscano, ragazzi, l'ha pagata Toscano, le disattenzione, gli errori sotto porta li ha pagati Toscano, non li ha pagati
Di Gennaro che si è fatto male o Michele, li paga l'allenatore, e in questo caso li paga anche la tifoseria, le disattenzioni. Quindi siccome tu hai 2 ore prima vai a campo per prepararti mentalmente, per prepararti psicologicamente, per entrare nel ritmo partita, caro Michele, comincia a entrare con più attenzione durante la gara e cerca di evitare di fare questi lisci e queste entrate a vuoto che fanno del male e ci fanno preoccupare anche gli altri. Che ragazzi, ieri Gerardi è stato un gigante, dal mio punto di vista è stato un gigante Gerardi. Ma Gerardi prima dell'infortunio era sempre stato così. È stato sempre così. Ci si augura tutti che domenica ci sia una risveglia ancora, una grossa partita con una grossa vittoria. Ieri ragazzi. quello che invece Rosario, ci tengo a precisare, noi abbiamo qui sempre elogiato le prestazioni di Pieraccini. Ieri è sembrato un pesce fuor d'acqua. Forse anche questa è stata un po' la colpa di Viali, metterlo così in campo, secondo me senza. Ma secondo te in che ruolo? Io questo ruolo? Questo ti dico, secondo me io ha fatto non ho male capito che metterlo. cacchio di ruolo aveva su Pieraccini quando è subentrato. C'era un accavallamento di Casasola e Pieraccini in contemporanea. Che poi si è visto anche nell'occasione del gol, erano tutti quanti, tutte e tre in linea, ma nessuno che è uscito a chi stava cercando di tirare il pallone. Cioè lì chi doveva uscire per chiudere l'angolo di tiro? Perfetto. E chi? Non l'ha fatto nessuno. Infatti quindi sono rimasti tutti e tre in linea, la palla arriva addosso a Pieraccini e manda fuori cavo Saddini, che praticamente non la vede arrivare perché era coperto da una muraglia di uomini. Diciamo che speriamo che ora, come già abbiamo discusso una settimana di tempo ancora, possa schierare, possa avere le idee chiare anche Viali su chi contare al 100%. Che ragazzi, io per quello che ho visto ieri, Celli eccezionale, Gerardi eccezionale. Molto meno Micheli, ragazzi, lo dico, molto meno Micheli, perché non è la prima volta che mi fa queste lisce. All'inizio della partita ha sempre, mi ricordo fuori casa, ne ha fatto un'altra, non mi ricordo quale partita è stata, ci mette sempre in difficoltà. Allora, caro Micheli, isolati un poco, mettiti da parte da solo, entra in partita da solo, perché è così che funziona il calcio, ragazzi. Mister, mi dicono, digli a Saro, essere milanisti non si può sentire. No, vabbè, ti piace che non si può sentire, ma è così. Comunque doveva uscire Casasola, davanti ai Ferrara era chiuso, lo mandi sul piede opposto. Doveva uscire Casasola in occasione, dicevi tu, del gol, che diceva sì, hai ragione, ma il punto è che in quell'occasione non si è capito, la fase difensiva era traballante, ragazzi, molto chiaro, e tante pezze l'ha messo Gerardi, sul recuperi l'ha messo Gerardi, perché è stato uno molto attento, attenzionato agli errori dei centrocampisti pure. Però e chiudo veramente stavolta, troppo lento nelle ripartenze, ragazzi, sia di Tacchio che qua. Però rispetto alle altre partite più veloci, perché le altre partite erano ancora più lente. Forse magari deve lavorare anche sul velocizzare il gioco. Sono d'accordo con voi. Va bene, abbiamo finito. Luca, un pensiero finale prima che ti chiuda il microfono. No, ve lo chiudo a tutti e due, ve lo chiudo a tutti e due. No, va bene, mi accodo alle parole del mister, che per me sono quelle giuste, e anche il mio pensiero è come il suo. Va bene, e allora niente che dire, non dico, dopo tutto quello che abbiamo detto, non ce ne voglia Pieraccini, perché alla fine noi non è una critica, ma è soltanto una disattenzione. Ma anche sul discorso di Micheli bisogna essere più attenti, ragazzi, avete una responsabilità importante sulle spalle, una responsabilità di tutta la città. E mi auguro che ma ti dico solo da attenzionare. E poi ribadisco, Pieraccini, ragazzi, non ho capito dove è subentrato, in che ruolo è entrato Pieraccini, non l'ho capito, nemmeno io. Speriamo un po' per la prossima. Va bene ragazzi, allora io rinnovo di nuovo i saluti di tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto, e se non abbiamo letto qualche messaggio ci scusiamo. Il tempo non basta mai. Buona serata ragazzi, grazie ancora. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo domani noi venerdì con Sotto il cielo rosso azzurro. Buonanotte.